Osteria Zanarotti, serata multimediale internazionale per raccontare un tantino il meglio della tipicità del Veneto e dell'Istria. E abbiamo voluto proporre un vino un po' controcorrente, il Prosecco. Vino controcorrente perché? Perché lo abbiamo beccato sul Montello, non nella zona classica di produzione che di solito è conosciuta di Valdobbiadene e Conegliano, anche se è DOC anche il tuo. Tenuta Schiavon, chi sei e cosa fai? Allora, Tenuta Schiavon è un'azienda a conduzione familiare, siamo io, mio papà e mio fratello, e loro si occupano praticamente della parte produttiva, quindi è la parte più importante secondo me. E io Vengo con te, dopo io preferisco parlare con te invece che con loro, ma questo è un altro discorso. Ecco, il solito vecchio giornalista da marciapiede. Allora, l'azienda esiste dall'84 e abbiamo sia vigneti che kiwi praticamente. Niente, facciamo questo tipo di vino lavorato Tre versioni intanto, in tre versioni, sì, in tre versioni. Abbiamo il millesimato extra dry che si chiama Leroy d'Or, la Lesia che è l'extra dry e il brut che si chiama sec. La caratteristica di tutti i nostri prosecchi è che comunque sono fatti solo con uva glera, che è il vitigno del prosecco, e non hanno tagli con altri tipi di vitigno, insomma. Quindi poi, per quanto riguarda la produzione di kiwi, proponi anche delle confetture assolutamente artigianali. sì, sì, la confettura artigianale perché richiama comunque diciamo un ricordo di famiglia, quando mia nonna faceva ancora il pometto cotto, no, a fine pasto, e infatti le abbiamo ideate praticamente a pezzettoni, dal gusto proprio del kiwi, quindi dolce del kiwi, e sono molto versatili perché vanno bene dalla prima colazione anche come dessert. E niente, una lavorazione tutta manuale, e questa è una cosa molto importante perché permette di avere, diciamo, un prodotto che non viene sia alterato nel gusto e nelle proprietà nutritive. Allora, osservazione dei vecchi giornalisti da marciapiede: vino che non scompare in bocca, segno che non è solo vino di cantina, ma vino dal terroir, che nasce nel vigneto. Quando dico che non svanisce in bocca significa che non sprigiona subito e dopo lo andate a ricercare col lumicino, no? Ecco, quindi un vino che merita veramente il Prosecco DOC. Ultimamente eravamo abituati a schifezze del tutto inenarrabili, quindi lasciatecelo raccontare con quell'entusiasmo che le 10.000 bottiglie soltanto che questa azienda fa declinano quindi sull'eccellenza, neanche sulla qualità. Grazie, al prossimo appuntamento. Siamo con la sindaca Borghesan di Montagnana, dico sindaca perché oggi sono tante le sue colleghe, abbiamo visto proprio dalle recenti elezioni, è una sindaca che si può vantare dei prodotti del suo territorio. Sì, Montagnana, bisogna essere orgogliosi di essere un amministratore della città di Montagnana, laddove abbiamo la sua storia, che è una valenza medioevale importante, ma dove viene abbinata questa cultura, questa nostra storia, viene abbinata con l'emozione degli assaggi dei nostri prodotti. E qua parliamo del nostro prosciutto crudo veneto Berico DOP, piuttosto che del nostro formaggio delle nostre zone, ma di tutti i nostri prodotti del mondo agricolo. Pertanto ecco un'emozione che il visitatore si porta appresso quando rientra dopo aver visitato la nostra storia, il nostro Duomo. Abbiamo un Duomo del 500 che merita veramente di essere visitato, e uno scrigno poi di affreschi. Pertanto ecco, abbiamo detto un turismo religioso, un turismo storico, culturale, ma abbinato ai nostri prodotti tipici. Dunque tante cose il turista potrebbe godere venendo a Montagnana. Voi in qualche maniera riuscite a comunicarle all'esterno? Riuscite a contattare eventuali turismi particolari dedicati appunto religiosi, artistici, piuttosto che enogastronomici? L'impegno che ci prefiggiamo è proprio questo, è questo che l'amministrazione si propone proprio anche nei prossimi 5 anni, laddove abbiamo lavorato proprio per valorizzare i nostri prodotti, ma che deve essere comunicato, come lei ben diceva. Siamo in una regione dove abbiamo 6 milioni di visitatori che visitano le più grandi città, parlo di Venezia, parlo di Padova, ma che noi dobbiamo essere bravi a essere attrattori
di questi interessi, di questi visitatori di grandi città, perché questi borghi poi rimangono nel cuore dei nostri turisti, soprattutto degli stranieri. Pertanto dobbiamo trovare quel messaggio, quel connubio per poterlo trasmettere. Pertanto bene anche gli incontri come quelli organizzati in questa serata, laddove si propongono gemellaggi fra prodotti simili. E per queste situazioni c'è un assessore che ha una delega particolare? Proprio per mostrare l'importanza che la nostra amministrazione vuole dare, è il sindaco che in questo mandato, siamo appena eletti, si è tenuto la delega al turismo. Però complimenti sindaco. Grazie, voglio anche aggiungere questo, siamo in un momento laddove c'è la programmazione europea sotto il profilo economico di bandi, laddove ci vogliamo inserire proprio per trovare delle filiere di carattere economico per poter valorizzare appunto i nostri prodotti, come dicevamo, attraverso una comunicazione che è importante e che deve essere ben individuata. Oggi la domanda è d'obbligo, con la Gran Bretagna fuori dall'Europa, voi in qualche maniera ne risentite? Questa è una bella domanda. Diciamo che purtroppo o per fortuna, per quello che ci riguarda, abbiamo un'economia di una microimpresa. Abbiamo qualche azienda, ma probabilmente forse 5-6 nella nostra città, che lavorano con l'esportazione, ragione per cui auspico che questo nell'immediato almeno non possa avere un grande impatto. Ecco, per questi produttori, allevatori, diciamo, che danno lustro al paese, c'è qualche formula, qualche proposta che il Comune può sostenere per alleviare magari il discorso imposte? Beh, il discorso imposte direi che è un po' difficile, in quanto già i tagli del governo centrale ci impongono in qualche modo di essere noi sindaci esattori purtroppo dei nostri cittadini stessi. Quello che noi possiamo fare però come enti pubblici è quello proprio di trovare quei canali di comunicazione e di promozione per sostenere le nostre attività, le nostre eccellenze del territorio. Pertanto ecco il ente pubblico, e noi siamo a disposizione con interventi strutturali della nostra città, con interventi di promozione, laddove con aziende come quelle che ci ospitano questa sera nel mondo del privato riusciremo sicuramente a trovare un binario che viaggia parallelo, soddisfazione per il futuro. Sindaca, grazie. Grazie a voi e buona serata a tutti. Grazie alla Rete dei Borghi Europei del Gusto che ha organizzato questa serata e che ha invitato anche questa sera me come rappresentante della città di Buie. Io sono direttore dell'Ente per il Turismo di Buie che nella zona di Buie si occupa per promuovere il turismo. Per quelli che non sanno, Buie si trova in Istria, nella parte croata, siamo una quarantina di chilometri da distanza da Trieste, praticamente la prima città, sì, subito dopo al confine con la Slovenia. Ecco, come vedete qui, questo è l'albergo Casino Mulino, che è proprio sul confine con la Slovenia, 10 metri dopo il borgo, 10 metri dopo il confine c'è questo casino, albergo Casino Mulino, che è sul territorio croato. Noi siamo una città con i dintorni di circa 6.000 abitanti, allora non siamo delle città grandi. Lì nelle vicinanze abbiamo Umago che è situata sul mare con 9.000 abitanti, poi c'è Cittanova con 8.000 abitanti, poi c'è anche Parenzo con 12.000 abitanti. Allora abbiamo una caratteristica, anche una ricchezza, che abbiamo l'offerta turistica anche sul mare, allora quella balneare. Nel Golfo di Pirano abbiamo un villaggio turistico. Per quelli che non sanno, vis-à-vis di Portorose, il villaggio turistico si chiama Canegra, comunque quello è aperto solo nei mesi d'estate, nel periodo dell'alta stagione turistica. Anche abbiamo l'offerta nell'entroterra della destinazione, nell'entroterra del territorio, dove abbiamo anche dei agriturismi. Siamo conosciuti già da tempo come una destinazione
enogastronomica proprio da lì da noi, nella zona di Momiano. È partita la prima strada del vino in Istria e anche in Croazia nel comincio degli anni 90, e proprio nell'anno 2015 il Moscato di Momiano, che è un vino DOC lì nella microlocalizzazione di Momiano, gli ha dedicato il marchio dell'origine protetta, che è il primo vino croato con questo marchio, che è registrato anche in Europa, perché lo sappiamo che la Croazia è entrata appena pochi anni fa nell'Unione Europea. Non nell'euro ancora, non parliamo di questa cosa. Allora, questa sera ci presentiamo qui con il prosciutto istriano, poi con il vino istriano. Io ho portato la Malvasia istriana, che è un vino tipico, anche il Terano, che è il vino rosso, un vino tipico istriano, e anche che ho già nominato, il Moscato di Momiano. Poi abbiamo anche il pecorino istriano, e anche lì avete visto che Giorgio mi ha fatto lavorare anche il prosciutto istriano. Io non sono produttore di prosciutto, ma ecco, un po' mi intendo e posso sì, ho portato anche questa tavaglia, così attraversa, così si conosce meglio, no? Ecco, allora anche il prosciutto istriano ha il marchio d'origine protetta dall'anno 2015. La battaglia durava 7 anni, perché hanno iniziato un'associazione dei produttori del prosciutto, non so se la conoscete, signor Presidente, c'è l'associazione del prosciutto, dei produttori del prosciutto istriano dell'anno 2008, Antignana, lì c'è anche già 9 anni, sì, c'è anche la fiera del prosciutto istriano. Ecco. Allora la battaglia durava 7 anni, e nell'anno 2015 il prosciutto istriano ha il marchio d'origine protetta. Cosa dire del prosciutto istriano? Il prosciutto istriano si produce di maiali che hanno il peso di 180 fino a 200-220 kg, allora sono i maiali un po' grandi. Si produce soltanto il minimo 12 km nella distanza dal mare, allora non si produce lungo la costa, deve essere al minimo sui 12 km dal mare, dove si viene su una altitudine già di 200-220 metri di altitudine del mare. Questo qui è prodotto a Antignana, che è nell'Istria centrale, su 330 metri di altitudine, allora, dal livello dal mare. Il prosciutto istriano è praticamente nudo, direi, dai grassi e dalla pelle. Il prosciutto istriano non ha neanche il grasso da parte, neanche la pelle. Sul prosciutto istriano resta l'osso del bacino, o l'osso pelvico, come quello che vi ho detto è l'osso pelvico, l'osso del bacino che resta. Quando si taglia dall'altra parte l'osso viene fuori, poi si deve sapere anche come tagliare il prosciutto, perché si taglia soltanto col coltello. Allora il prosciutto istriano non si taglia con la fettatrice, ma comunque soltanto col coltello. Come ho già detto, noi in Istria abbiamo l'associazione dei produttori del prosciutto istriano, sono una decina di produttori. Abbiamo una volta all'anno, già quest'anno era la 9ª edizione, abbiamo la fiera del prosciutto istriano, che è una fiera internazionale. Lì partecipano anche i produttori non solo dalla Croazia, dall'Istria, ma vengono anche i produttori dal Montenegro, dalla Serbia, poi anche dall'Italia, soprattutto anche dalla Spagna. Io credo che vi sarà buono e vi auguro un buon appetito e un buon proseguimento. Grazie. Allora vi presento il nostro schizzotto, che è un nostro prodotto tipico della zona del Veneto, che è tramandato da 4 generazioni, e io sono l'ultima. E lì vi presento appunto il nostro schizzotto, che è fatto con farina e latte e strutto. È un prodotto che qua in zona viene molto, lo distribuiamo in molte
anche mio zio ad esempio lo produce. È un prodotto tipico di Montagnana, si associa molto bene al prosciutto crudo, infatti lo produciamo anche con pezzetti di prosciutto crudo, è ottimo anche con appunto bicchieri di vino e per aperitivi, e viene prodotto appunto da 4 generazioni. Signor Tessari, quando si parla di bollicine si parla di Franciacorta, di Prosecco, ma non ci sono solo quelli. Evidentemente no, e lo dimostriamo questa sera. Il Durello è un vino di territorio, un vino che io cerco di portare avanti con la mia azienda in maniera importante, perché è legata appunto alla nostra terra, è legata a una tradizione che è fatta di uomini, che è fatta di terreni, che è fatta di zone, e questo è quello che c'è nel valore, che c'è nel bicchiere, quindi cerchiamo di portare avanti questa idea. Qui stasera all'Osteria Zannarotti abbiamo mangiato tutti i prodotti del territorio abbinati al suo vino, ai suoi vini, ed era il connubio perfetto. Non c'è un buon vino senza un buon piatto, penso che sia una cosa condivisa e condivisibile. In particolare questa sera con Arturo, che ha creduto e crede e porta avanti le sue idee in maniera esemplare, credo che il prosciutto di Montagnana abbia fatto una bella accoppiata col Durello che stiamo assaggiando. Ci sono diversi tipi di Durello, ci sono diversi tipi di prosciutto, ci sono diversi palati, ci sono tante persone, e credo che ci sia la possibilità appunto in questa maniera di accontentare tutti quanti. Oltre al Durello accontentiamo anche gli appassionati del rosso. Per quanto mi riguarda sì, la mia azienda produce vini in 3 denominazioni distinte: Soave, Colli Iberici e Durello, appunto, di cui abbiamo appena parlato. Il bianco per eccellenza ovviamente nasce a Soave e facciamo il possibile per portare avanti questa bandiera. Il rosso in particolare viene dai Colli Iberici, terra stupenda, terra che dà dei prodotti esemplari, purtroppo poco conosciuta. Diciamo che non siamo soli in questa difficoltà di comunicazione, questa difficoltà di farci conoscere, però facciamo il possibile per portare nei piatti e nelle tavole delle persone il meglio possibile. Bene, allora per crederle non ci resta che provare. Direi di sì, ma questo sì. Signor Tessari, grazie. Prego. Buona serata. Signor Michele dell'azienda agricola Allora, questa sera siamo qui a degustare tutti i prodotti del territorio. Ce li può spiegare lei? Meglio di lei chi? Noi abbiamo un'azienda agricola sita qui a Montagnana, come vedete qui nell'azienda del Castello dei Canegri. Produciamo meloni. I meloni perché sono buoni nella nostra azienda? Perché negli anni passati passava l'Adige, e immaginate voi c'era il Limo, e fatalità noi abbiamo proprio le nostre serre proprio su questo passaggio dell'Adige. Il melone è buono, molto meglio del mantovano, perché tanti cercano di dire che il melone del montagnanese è meno buono del mantovano, ma non è vero. Perché? Perché c'è questo passaggio dell'Adige, che è questo limo che ha dato grande consistenza a queste piante. E vedo che ho qui davanti un bel piatto che si abbina molto bene col prosciutto di Montagnana, il prosciutto veneto iberico di Montagnana. È un buon abbinamento con il nostro prosciutto, e spero che ci venite a trovare più spesso. I nostri prodotti sono buoni. Signor Michele, se qualcuno lo volesse comprare questo melone di Montagnana, come fa a distinguerlo dagli altri? Ce lo descrive un momento? Sì, in poche parole il nostro melone si distingue, il colore è eccezionale, arancione, ha un po' di rete, e poi periodo da maggio a settembre voi trovate il melone nella nostra zona.
Gustare poi col prosciutto, ma anche come frutto. Anche qui formaggi. Qui formaggi, ho provato qui formaggi, è buonissimo. Cucchiaio di formaggio, un pezzettino di grana, è buonissimo, si abbina molto bene. Grazie allora, a nome di tutti. Grazie a voi. Presidente Vittorio Dagnolo del Consorzio di tutela del prosciutto veneto. Dobbiamo dire una cosa senza far polemiche, la signora Maria di Voghera fino agli chef più stellati quando presentano i loro piatti raramente il prosciutto è quello di Montagnana, perché? Perché quello di Montagnana esiste solo nella lavorazione dei nostri prosciuttifici montagnanesi. Il vero prosciutto di Montagnana è il prosciutto veneto, marchiato con leone alato. Dunque c'è anche un disciplinare diverso dai soliti più noti, diciamo. E noi abbiamo un disciplinare che tutela prima cosa la denominazione di origine, tutela il prodotto, tutela tutto l'insieme delle nostre lavorazioni, il che è molto importante perché oggi come oggi è un prodotto che è arrivato a certi livelli e può essere anche un po' taroccato. Dunque a scanso di equivoci c'è un sigillo, c'è un marchio che lo contraddistingue? Sì, noi abbiamo impresso sulla cotenna, abbiamo impresso lo stemma del leone alato a fuoco che viene messo da un istituto che appunto ci tutela e viene messo quando che il prosciutto ha una certa stagionatura dai 13 ai 14 mesi, previa fatto tutte le analisi del caso, se è salato, se è dolce, se è morbido, se è tutto un insieme, insomma, viene marchiato e questo contraddistingue il nostro prosciutto, il marchio del leone alato. Benissimo, quindi il vostro prosciutto va acquistato quando ha circa 18 mesi, va mangiato con il melone piuttosto che con il classico panino? Allora, la stagionatura che io do al nostro prosciutto è dai 17 ai 18 mesi. Logicamente il prosciutto lavora sempre, quando comincia a avere sui 20, 22, 23 mesi come tanti preferiscono, però per me è un po' troppo ed è sempre più salato, perché come dico lavora sempre il tessuto, lavora sempre. E di conseguenza la stagionatura giusta dovrebbe essere dai 17-18 mesi. No, diventa troppo saporito. Per me diventa troppo saporito, sì. Chi? Deve essere gustato, tagliato molto sottile, deve essere portato alla bocca con le mani e deve essere lasciato il suo grasso di modo che abbia tutto un altro sapore, ecco. E deve lasciare una bocca, come ho detto anche prima nei nostri discorsi, una bocca soddisfatta. E chi lo volesse comprare dove lo trova? Anche nella grande distribuzione? Sì, oggi come oggi abbiamo anche le grandi distribuzioni che portano avanti il nostro prodotto che, come dico, è un prodotto di nicchia. Si pensi che nei nostri stabilimenti, che sono una decina, sparsi nel Veneto, perché per quello è prosciutto veneto, oggi abbiamo raggiunto circa le 100.000 unità lavorate, quindi per questo è sempre un prodotto di nicchia, è un prodotto ricercato, è un prodotto che più di qualcuno vorrebbe copiarci. Comunque, complimenti. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie. Siamo con il titolare del caseificio Muccaverde. Stasera i prodotti del caseificio la fanno da padrone a fine pranzo. Spero di sì, spero siano apprezzati anche dagli altri convivali della cena. Cerchiamo di lavorare in maniera abbastanza chiara. Sì, non possiamo dire lavoriamo a chilometri zero, facciamo prodotti comunque del territorio seguendo certe tradizioni che ci hanno tramandato i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri bisnonni, ecco così. Quindi prodotti della tradizione con un bestiame selezionato che dà un ottimo prodotto. Sì. Nonostante ci siano adesso dei controlli giustamente proprio a tappeto dalle stalle, prima della lavorazione e durante la lavorazione,
abbiamo iniziato un tipo di lavorazione proprio, come posso dire, di nicchia, seguendo anche il discorso che abbiamo fatto questa sera degli altri prodotti. Ecco, cerchiamo un po' di venire fuori dalla media nazionale, ecco, per questo motivo i nostri prodotti non hanno mai un uguale sapore da una lavorazione all'altra, soprattutto perché il latte non è uguale ogni giorno, cambia proteine, cambia grassi, ecco, e di acidità. Signor Roberto, Mucca Verde presenta prodotti proprio caprini anche. Sì, lavoriamo principalmente il latte vaccino, però in questi anni c'è una grande richiesta di latte caprino, di formaggio caprino, prima per un trend nuovo che sta invadendo, diciamo, il mercato, e oltretutto per le qualità e le proprietà che ha il latte di capra, più digeribile, meno grasso, il latte direttamente viene dato anche ai bambini durante la crescita, ecco. O chi ha intolleranze, sì. Colesterolo sì, pochissimo, e chi ha intolleranza al latte vaccino soprattutto. Una brevissima descrizione di quello che è nel piatto stasera. Dunque questo formaggio qua è un formaggio giovane perché viene venduto, la maggior parte viene venduto dopo che ha 2 mesi, 3 mesi di vita, ecco. Non abbiamo un formaggio stagionato perché è solo per una certa clientela, diciamo, perché già il formaggio di capra per se stesso è un po' particolare. Però questo qua è molto richiesto anche perché è buono sia da mangiare così da solo, accompagnato col prosciutto crudo, perché dà un contrasto abbastanza vivace, diciamo, al prodotto, e si può consumare con marmellate fatte in casa, che qua abbiamo le nonne che sono esperte, anche i genitori sono esperti, ecco, o miele o mostarde anche, perché qua, mostarda veneta nostra. E vini? I vini... Personalmente preferisco questo formaggio qua con un vino rosso, personalmente, con vino rosso, forse perché sono amante del vino rosso, però dopo aver assaggiato questa sera questa quaterna, questo tris di vini eccezionali, posso dire che si abbinano veramente bene. Mucca Verde si trova anche in grande distribuzione? No, noi no, puntiamo solo su negozi di qualità che possano garantire al prodotto, diciamo, una certa presentazione, che uno non debba andare nello scaffale, tanto va a prendere il nostro prodotto che prendono di un'altra azienda, che puntiamo su persone che possono valorizzare il nostro prodotto. Quindi territori montagnani e dintorni? Sì, puntiamo in territorio nella provincia di Verona, di Padova, di Rovigo, ecco, e dove tentiamo un po' di allargarci un po' con la comunicazione, diciamo, ecco così. Quindi aspettiamo che sia ora di acquistare. Sì, noi siamo aperti da 4 anni, non abbiamo una tradizione, siamo nel territorio da 50 anni perché siamo nati come raccoglitori di latte prima, però è 4 anni che abbiamo aperto questo fiore all'occhiello, ecco, è un piccolo gioiellino, lavoriamo una quindicina, 20 quintali di latte al giorno, ecco, per una produzione, diciamo, per una richiesta locale. Però sono apprezzati i nostri prodotti, un po' alle volte li stanno apprezzando maggiormente. Ci stiamo perfezionando anche con yogurt, panne cotte, yogurt da bere, ecco. Quindi è assortimento completo. Sì. Grazie Roberto. Si figuri, grazie a lei dell'intervista. Dice il cronista impazzito, udite udite, abbiamo perfino la donzella di casa Osteria Zanarotti. Com'è andata questa sera? Credo bene, è stata una bella serata, molto interessante. Perché? Perché ci sono tante persone Diverse magari. sì, diverse una dall'altra, con dei prodotti eccezionali, unici, e ognuno ha la sua particolarità. Caro Arturo, al di là che ci smieni quasi 15-20 coperti, va bene, questo già per un commerciante è no, come si può dire, gli diamo una... che poi vedremo se ci rismina, questo è un altro... però era per fargli fare bella figura durante l'intervista, no? Che senso ha questa partecipazione tua a questo progetto? No, spero sia stata di utilità anche per le istituzioni, soprattutto. Presidente del consorzio, sindaco e quant'altro, anche delle piccole attività. Perché tutto questo riesca e serva a creare, a smuovere qualcosa che purtroppo le mura ci hanno tenuto dentro. Devo dire, le mura erano usate per gli assedi, invece purtroppo ci hanno fatto rimanere nella nostra mentalità chiusa. Anche delle mura mentali. Esattamente, delle mura mentali che dobbiamo assolutamente buttare giù, sfondare. Le premesse secondo me sono buone, come al solito, chi lo sa perché bisogna sempre, cioè Lenin diceva che la coscienza, la classe operaia bisogna portarla dall'esterno, no? Per la rivoluzione d'ottobre.
noi giornalisti le stiamo portando dall'esterno dentro le mura di Montagnana, scusami l'esempio, ma però è molto efficace, no, è un esempio storico. Che sia la volta buona. Spero sia la volta buona con te Giorgio, perché veramente penso hai smosso qualcosa che era Non l'abbiamo mandato a dire, abbiamo detto esattamente quello che pensiamo. Certamente, era qualcosa dentro di noi che non sapevamo ancora di avere. Questa cosa che tu sei riuscito a smuovere in queste serate, in questi appuntamenti. Sono sicuro che questo avrà un futuro, soprattutto se sarai te a guidarci, perché sei fondamentale per il nostro progetto di crescita. Ecco. Volevo ricordare che con noi c'è stata Gianfranco Leonardi, giornalista professionista di DTV, il canale americano, direttore di Degusta. Insomma, abbiamo avuto Renzo Rupattini, presidente dei borghi europei del gusto, il fotografo che è niente po' di meno che anche il fotoreporter della rivista Papagegno. Insomma, abbiamo avuto anche dal mondo della comunicazione della bella gente. E non ultimo, che secondo me va ricordato, dopo va bene, la stampa locale con il tuo collaboratore con cui lavoriamo bene, e un grazie soprattutto al direttore dell'ente turistico di Buie che si è sobbarcato un bel viaggio, è solo l'inizio. E poi anche quel disgraziato che ha fatto Alberto, che ha fatto queste cose bellissime che voglio... Certo. Bello. Anche perché l'ho fatto sto pomeriggio in mezz'ora mentre tu dormivi, no? Cioè, questa era una battuta ovviamente. Grazie a tutti voi e al prossimo appuntamento.